Bentrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È caccia alla banda che questa notte ha assaltato lo sportello automatico della Banca Ter di Basaldella di Campoformido. I malviventi hanno praticato 2 fori che hanno consentito loro di impossessarsi del denaro contenuto nella cassetta di sicurezza. Lo sportello resta fuori uso, ma la banca è aperta, come ci riferisce Paola Treppo. A Basaldella di Campoformido. È l'1:30 circa quando scatta l'allarme questa mattina presto in questo istituto bancario per un assalto che inizialmente sembra essere, diciamo, il classico assalto a cui siamo abituati negli ultimi anni, ovvero con l'impiego di esplosivo. In realtà, come poi ci hanno informato gli investigatori, la modalità di tentato furto o di furto negli erogatori automatici di denaro dagli istituti bancari è cambiata. Cosa è successo in questo caso? Che non è il primo in questi giorni. I malviventi praticano dei fori nello sportello, quindi aprono la parte di plastica diciamo dove normalmente si digitano il codice oppure dove viene erogato il denaro e inseriscono dei cavi, sono dei veri e propri hacker dello sportello bancomat attraverso un tablet o potrebbe anche essere un telefono di ultima generazione, si collegano con il sistema interno e danno l'indicazione, proprio come se si trattasse di un vero e proprio prelievo fatto da un cliente normale con una tessera bancomat, danno l'indicazione a livello informatico di erogare del denaro. In questo caso è stato diciamo, rubato un quantitativo di denaro pari a circa 3.000 euro. La quantificazione del danno è ancora in corso, ma si tratta, come dicevo, di una modalità nuova. Qualche giorno fa, il 24 settembre, era avvenuto a Corno di Rosazzo nella filiale della Friuladre. In quel caso la manomissione era stata identica, un po' meno evidente perché c'era stato solo un forellino. In questo caso vedete con le immagini di Francesco Smidero hanno praticato dei veri e propri fori. Questo che cosa comporta? Che l'allarme diciamo, viene dato solo in un secondo momento alla banda, ha la possibilità di fuggire, non c'è esplosione ma c'è comunque un furto. In questo caso le banconote, come diciamo così in gergo, non sono segnate quando c'è un'esplosione di un bancomat normalmente e possono risultare rovinate oppure l'inchiostro può danneggiarle, quindi rendendole identificabili, quindi non spendibili da parte dei malviventi sul mercato illegale. Un altro colpo simile che aveva causato un notevole danno si era verificato sempre qualche settimana fa nella vicina Bibione e quindi la modalità adesso è questa, la tecnologia si sta evolvendo, quindi attraverso l'immissione di cavi e di un tablet oppure di uno smartphone di ultima generazione si può fare un prelievo fraudolento. I malviventi operano così. Sul posto sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dai sistemi interni della banca i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine, gli uomini del luogotenente Andrea Riolo, che sono rimasti qui per diverso tempo per i rilievi, gli accertamenti, per parlare con i responsabili del punto della filiale. Siamo in una zona tra l'altro dove fuggire è molto semplice. Le direttrici, anche se siamo all'interno di un spazio, vedete contenuto in una piccola piazza, in realtà la modalità, diciamo, le vie di fuga sono semplici e sono di grande scorrimento. Lo sportello è fuori uso, la banca comunque è aperta, vediamo che stanno entrando i clienti. Il colosso del tabacco BAT si prepara a sbarcare a Trieste, dove realizzerà un nuovo polo produttivo e non solo da 20.000 metri quadrati. L'investimento da 500 milioni di euro è stato presentato questa mattina alla presenza tra gli altri dei ministri Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli e del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Il nuovo centro di innovazione è Better Tomorrow Innovation Hub, ha spiegato l'amministratore delegato della British American Tobacco Roberta Palazzetti. Darà lavoro a 2.000
2.700 persone. Il polo sarà realizzato nell'area franca di Bagnoli della Rosandra. Così ha commentato Zeno D'Agostino: siamo davvero autorità di sistema, non solo portuale. Siamo nelle condizioni di poter attrarre nuovi investimenti. Vediamo il servizio. Questo è un investimento per il futuro. Parliamo infatti di un Better Tomorrow Innovation Hub, quindi di un'innovazione, di un centro di innovazione che si compone di due aspetti. Uno è l'aspetto dello sviluppo e della produzione delle nostre categorie innovative di riduzione di rischio, quindi qua verranno prodotte 4 tipi di categorie: il tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche, il modern oral che non è ancora presente in Italia, ma si tratta di prodotti per l'uso orale che rilasciano nicotina, e anche prodotti medicinali che BET ha nel suo portafoglio di terapia antifumo. Il secondo aspetto di innovazione non è solo sul prodotto, ma è la creazione di una digital hub, quindi di un centro di innovazione digitale che lavorerà con i suoi corrispondenti globali, uno in America, l'altro in Asia, per i prototipi di prodotti futuri, ma anche sull'intelligenza artificiale, i data analytics, sulla parte del marketing. Quindi un'innovazione veramente a 360 gradi, e Trieste è un posto perfetto. Trieste è la città della scienza, Trieste è la città che ha il più alto numero di ricercatori in tutta Europa, e credo che il recente evento Next che è stato fatto a Trieste ne sia una prova. Quindi siamo nella culla della scienza, nella culla dell'innovazione, ed è qui che BET vuole essere. A livello economico l'investimento sarà fino ai 500 milioni nei prossimi 5 anni. Stiamo parlando di un investimento per la costruzione di un polo di 20.000 metri quadrati, parliamo di 12 linee produttive, parliamo di un'occupazione diretta di 600 persone, indiretta di 2.100 persone, quindi 2.700 persone. Questo è nell'immediato. Quello che voglio dire è che questo centro è al cuore della strategia di sviluppo futuro di BET. Quando parliamo dei nuovi prodotti a rischio ridotto, è su questi che la maggior parte degli investimenti di BET si colloca, è su questi che abbiamo degli obiettivi di sviluppo futuro molto ambiziosi. Parliamo di 50 milioni di consumatori che vogliamo avere entro il 2030, parliamo di un fatturato di 5 miliardi. Voglio anche sottolineare un altro aspetto per un futuro migliore, che è l'aspetto della sostenibilità. Noi siamo un'azienda estremamente attenta, sempre molto attenta all'aspetto della sostenibilità aziendale. Da 19 anni siamo un'azienda inclusa dal Dow Jones Sustainability Index, che è il più prestigioso al mondo come azienda che si occupa dell'ambiente, e siamo gli unici nella nostra categoria ad essere presenti. Il Financial Times ha iniziato quest'anno sui Climate Leaders, siamo inclusi, e anche su questo abbiamo degli obiettivi molto ambiziosi. In generale come BET puntiamo alla carbon neutrality per il 2030 su tutti i nostri uffici e produzioni, e per il 2050 su tutta la nostra linea, quindi anche i fornitori esterni. Qua a Trieste vogliamo creare questa Innovation Hub con l'obiettivo di essere carbon neutral dal primo giorno, con un 100% di energie rinnovabili, e per questo parte dell'investimento è anche la parte fotovoltaica, che ci permetterà di avere energia rinnovabile utilizzabile nel nostro centro. Oggi più che mai siamo autorità di sistema e non autorità portuale, perché qui si parla di un ragionamento di sistema, si parla appunto del porto che deve essere a disposizione di questi flussi, si parla dell'Interporto che chiaramente avrà tante attività logistiche, con cui tra l'altro anche alcune in evoluzione con BAT, che ha intenzione di portare anche attività logistiche, non solo manifatturiere da queste parti. Si parla di industria chiaramente, noi siamo anche soci in maggioranza del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana, quindi qui c'è industria, e si parla di Portofranco, e quindi poi anche questo è un riconoscimento del lavoro fatto, e che sta tra l'altro andando avanti benissimo anche con i risultati raggiunti a Roma, no, delle ultime settimane. E poi dicevo prima, l'altro tassello fondamentale è il mondo che è sempre rimasto secondo me abbastanza inespresso nelle relazioni industriali, che è quello della ricerca, che è un mondo tipico e importantissimo di questa città, di questo sistema, e che BAT ha capito può essere parte del vantaggio competitivo a livello globale. Quindi anche su questo si sta ragionando, e quindi si parla di grandi numeri, di centinaia di milioni, di due fasi fondamentali
La prima, diciamo, è quella che è già suggellata da un contratto e che partirà da domani mattina all'interno di Trieste con nuovi edifici e quant'altro, con assunzioni che inizieranno entro la fine dell'anno, e quindi torno a dire, parliamo di qualcosa di importante. Qui stiamo parlando comunque di prodotti innovativi, non stiamo parlando di prodotti tradizionali. Io dico sempre che innovazione e sostenibilità sono le due facce della stessa medaglia, non puoi essere sostenibile se non sei innovativo. Oggi devi essere molto concentrato sulla ricerca per essere sostenibile, e questa è una città che ha tutte le carte in regola per poterlo fare, quindi ecco, l'innovazione qui dentro c'è tutta. Mi permetto di dire che la vera innovazione è come in qualche modo insieme alla regione, insieme agli enti locali, si è riorganizzato il modello di gestione della governance logistica e industriale di questo territorio. Anche quella è innovazione, perché questo è un modello di dialogo con il mondo totalmente diverso da quello che questi signori trovano da qualche altra parte. Per questo che pensiamo di avere le carte in regola anche per ulteriori passaggi, anche magari con altri investitori nei prossimi mesi. Ieri sera al Teatro Verdi di Pordenone sono stati assegnati i riconoscimenti all'economia friulana da parte della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Una targa d'eccellenza è stata conferita al sistema sanitario regionale per la lotta contro il Covid. Sul palco tanti imprenditori e imprenditrici che si sono distinti per impegno e innovazione. Sentiamo alcune voci raccolte durante la cerimonia. Al Sole Riccardi, al Festival dell'Economia, quest'anno premiazioni anche per il sistema sanitario regionale. È stato un periodo difficile, ma insomma è un attestato verso chi in prima linea ha combattuto questa pandemia. È un riconoscimento importante. Io sono grato alla Camera di Commercio per aver scelto questo riconoscimento, che naturalmente va rivolto a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale e insieme a loro a tutto il sistema dei volontari, a partire dalla protezione civile, che sono impegnati nel corso di questi mesi, e auspicando di essere arrivati sul rettilineo finale. Non sappiamo quanto sarà lungo questo rettilineo, però io penso che il lavoro che è stato fatto oggi ci consente di guardare con fiducia, facendo quello scatto finale di cui abbiamo bisogno, perché è evidente che noi oggi raggiungiamo per la platea dei vaccinabili, quindi le persone oltre 12 anni, l'80%, quindi dobbiamo fare un ulteriore scatto e dobbiamo essere grati a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo. Io non dimentico anche il lavoro importante che il sistema datoriale, quindi anche l'impresa ha dato nel contributo, prima con i tamponi, poi con i vaccini. Ecco, quindi siamo impegnati in questo e dobbiamo riuscire a superare ancora questo momento, che fortunatamente anche grazie al vaccino ci consente di guardare i numeri rispetto alla pressione ospedaliera, che ci fanno ben sperare. A Caterina Clocchiatti, titolare della Corte di Udine, è andato il premio imprenditrice. Qual è la storia della sua azienda? La mia azienda è sorta quasi 6 anni fa, a dicembre festeggio i primi 6 anni di attività, e l'azienda è sorta per promuovere artigianato di qualità e produzioni regionali della nostra regione e poterle presentare attraverso un canale innovativo come quello dell'e-commerce. Siamo riusciti a raggiungere diversi clienti in Italia ma anche all'estero. Attualmente lavoriamo anche con alcuni rivenditori specializzati all'estero e speriamo di trovare sempre più partnership a livello locale, un tessuto veramente ricco di produzioni artigiane, di produzioni di nicchia che vanno valorizzate. Un premio in questa cornice? Sì, davvero ne sono molto orgogliosa. Lo dedico alla mia famiglia, ma anche a tutti i collaboratori, i produttori e fornitori che mi hanno sempre supportato, e a tutte le donne lavoratrici, imprenditrici che veramente realizzano dei manufatti bellissimi e portano avanti il loro lavoro con passione giorno dopo giorno. Maria Nenache della trattoria Alla Casasola di Maniago, premio come imprenditore straniero in Friuli. Ottimo, mi sento orgoglioso, fiero allo stesso tempo del premio appena ricevuto, del grandissimo riconoscimento per la valorizzazione del territorio. Abbiamo cercato, da quando abbiamo aperto la nostra attività, di valorizzare le chicche del territorio, le bontà, le particolarità veramente uniche al mondo. Abbiamo cercato di valorizzarli nel nostro piccolo. Piatti più friulani o più rumeni?
Abbiamo più piatti friulani, ogni tanto tantissimi nostri clienti ci chiedono un menù rumeno e a richiesta lo sviluppiamo anche per loro. Come è arrivato in Friuli? Siamo arrivati nel 2008, io assieme a mia moglie all'età di 20 anni con tanti sogni nel cassetto, tanti desideri di crescere, e qui il Friuli ci ha colpito fin da subito con le sue bontà, la sua tranquillità. Diciamo, è molto difficile da raccontare un sentimento, ma ci siamo subito sentiti a casa, come dirlo. Abbiamo trovato quella tranquillità, quella pace, e abbiamo deciso di investire qui le nostre energie e di sviluppare qua la nostra casa, la nostra famiglia. Il fatto che sia arrivato questo premio testimonia che insomma siete stati bravi. Mettiamo tutto il cuore e anche questo premio è una grande soddisfazione. E ci sono anche novità in arrivo? Certamente grandissime novità. Prossimamente lavoriamo duro per aprire la nuova casa Valcellina a Grizzo, Montereale Valcellina, dove avrà come motto l'accoglienza e il gusto del Friuli Venezia Giulia, dove cerchiamo di dare un caloroso benvenuto anche a delle persone di più lontano per fargli scoprire il territorio. È il momento di una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. È stata presentata questa mattina l'edizione 2021 di Casa Moderna, in programma da sabato 2 ottobre alla domenica successiva. Per farci raccontare le ultime novità di questa 68esima edizione ci colleghiamo con Alexis Sabot. A te la linea, Alexis. Parliamo con Lucio Gomero, amministratore unico di Udine Gorizia Fiere. Tra poco partirà la nuova edizione e questa è davvero la nuova casa. Casa Moderna deve avere una casa rinnovata, deve essere sempre più moderna, quindi noi abbiamo pensato di accelerare i lavori. Il 2021 è stato finalmente l'anno in cui abbiamo speso i primi soldi e siamo intervenuti sui padiglioni 6, sui padiglioni 7, sulla recinzione, sull'impiantistica, ma anche sulla parte del decoro esterno, sul verde e sugli asfalti. Come sarà strutturata questa nuova edizione? Sì, commercializzazione, ma si punta anche su design e produzione. Per noi l'anima commerciale rimane importante perché è la vetrina delle nostre aziende, soprattutto di quelle più piccole. Parliamo dei commercianti, ma anche di chi si occupa di edilizia, per chi si occupa di piccole produzioni. Ma pensiamo che Casa Moderna debba diventare il punto di riferimento della filiera del Friuli Venezia Giulia, e quindi la filiera è composta di una parte di design e di una parte anche di produzione. Ecco perché c'è un lavoro molto importante fatto con Milano sul mondo del design, c'è un lavoro fatto con i grandi brand del Friuli Venezia Giulia, cito un qualche nome, i Gervasoni, i Caligari, i Simoroso, i Tonon, che saranno presenti in fiera, ma c'è anche tutto il tema della produzione, quindi le filosofie produttive con il ritorno di Fantoni e la presenza importante di Confartigianato nel padiglione 7. Per un pubblico che può essere sì specializzato proprio del settore e non solo, infatti 10 giorni vi permetteranno di avere una diversa clientela. Sì, i target sono molteplici, ci sono alcune giornate che hanno delle vocazioni principali, qualcune più tecniche, qualcuna più commerciale, ma ci sono anche delle giornate, delle serate anche più emozionali, perché presenteremo 3 libri sulla casa in questa edizione di Parole di Casa, fatta insieme con Pordenone Legge, che darà spazio proprio alle riflessioni. Chi compra oggetti per arredare, per funzionali, per l'abitazione, vuole sapere sempre di più qual è la filosofia sottostante e come avviene quel pensiero, quel design e quella produzione. Ecco perché si parla di sostenibilità. In questo senso far maturare le consapevolezze aiuta poi a dare i giusti messaggi alla filiere di come attrezzarsi per realizzare i prodotti. Quindi questo diciamo è il padiglione numero 6, però vediamo che ci sono lavori in corso anche in diverse zone, quindi il polo fieristico sarà sempre più nuovo. È un polo fieristico concentrato su 5 padiglioni, perché questi sono i padiglioni che ci servono per gestire gli eventi musicali, fieristici, di ospitalità di banche, di istituzioni. È quello che sta un po' alla sinistra del fiume che attraversa questo campus multifunzionale. Quindi qui a sinistra sarà il luogo, questo tipo di luogo. A destra invece troveremo le vocazioni più sanitarie e più legate al mondo della formazione di ordine superiore. Grazie a Lucio Gommiero, ritorniamo la linea allo studio.
Grazie Alexis, andiamo adesso a trovare la nostra Paola Treppo che si trova a Palazzo d'Aronco, sede del municipio di Udine, per conoscere le ultime decisioni della giunta del capoluogo friulano. A te la linea Paola. Sì, eccoci Monica, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo insieme all'assessore Franz e poi parleremo anche con il vice sindaco Loris Michelini per un progetto, ma intanto cominciamo con una bellissima notizia, si comincia già a parlare di Natale. Assessore, un fondo, il Comune aiuta chi vuole far bella e luminosa la città. Beh, dopo le molteplici iniziative che hanno animato l'estate udinese con Udine sotto le stelle, adesso è ora di pensare al Natale e quindi l'amministrazione comunale metterà a disposizione 60.000 euro per tutte le associazioni di categoria, le associazioni di vie, le associazioni dei borghi che vogliano rendere più luminosa e più attraente in occasione del Natale, la nostra festa più importante, le vie e le piazze della città di Udine. Quindi verrà erogato un contributo che sarà pari al 60% dell'investimento effettuato per luminarie piuttosto che alberi di Natale o presepi che in qualche modo richiamino il tema tradizionale del nostro Natale, con un tetto massimo di 5.000 euro. Ecco, riteniamo che con questi investimenti si possano rendere le piazze e le vie della città particolarmente belle e luminose e quindi dare un segnale di gioia e di festa a tutti i cittadini e ai tanti turisti che ci auguriamo animeranno la città di Udine. Allora, grazie per questa importante e bella iniziativa che ci fa già pensare a un periodo che speriamo sia migliore dell'anno scorso. Vice Sindaco Michelini, invece, qui abbiamo un progetto importante per chi vuole fare sport, chi vuole assistere allo sport, chi vuole stare in forma. Sì, questo è all'interno della caserma Osopo. Noi avevamo ricevuto dei fondi da parte del Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo aggiunto, grazie al contributo della Regione, altri 2 milioni, di cui 750.000 qui, quindi andiamo a spendere 4 milioni per rifare cosa? Recuperiamo una struttura fatiscente praticamente, rifacendo il tetto, le fondamenta, le parti laterali, creiamo tutti i presupposti per poter creare un centro polifunzionale sportivo, palestra di una discreta dimensione, diciamo di grandi dimensioni, con 200 posti diciamo, per gli spettatori, dove principalmente andremo a fare attività di vario genere, perché abbiamo parlato con diverse federazioni, quelli del patinaggio, perché attualmente il patinaggio a Udine per le ragazze e i ragazzi vivono in via Prodamano in una stazione all'aperto, d'inverno non possono allenarsi, eccetera, eccetera. Qui potrebbero farlo, perché il materiale che andremo a usarlo sarà di supporto al patinaggio, più si può fare pallacanestro, pallavolo, e avremo sopra il tetto anche molto fotovoltaico, perché il problema delle società sportive è anche quello di pagare le bollette, che sono molto care e spesso diciamo, mettono i bilanci in cattive situazioni. Qui invece col fotovoltaico andiamo ad illuminare, a portare il riscaldamento e anche a fare l'impianto di climatizzazione. Poi andiamo ad inserirci all'esterno, abbiamo altri 3 impianti sportivi che sono allo scoperto, che è pallavolo, pallacanestro, tennis, che andranno per conto loro. Ma quello che è più importante è che oltre allo scoperto e a questo grosso impianto ci sarà anche una serie di parcheggi per biciclette, per auto, per motorini, e quindi la gente affluirà da parte di tutto il quartiere, diciamo, no, udinese, e sappiamo quanto necessitano gli impianti sportivi al coperto. Sono tantissime le associazioni che chiedono ospitalità, non solo a Udine ma anche da altri comuni, e ce ne sono sempre, le richieste sono tante, gli impianti sono sempre quelli. Adesso andiamo a fare una palestra nuova alla scuola Mazzini, è vero, questa qua che dovrebbe essere realizzata il prossimo anno perché i fondi ci sono, siamo in presenza di un progetto definitivo, diciamo pure esecutivo, 9 mesi andiamo a costruirla e a darla a disposizione degli sportivi. Credo che con questo salto di qualità il nostro impegno sia massimo su questo. Ecco, allora ringraziamo l'assessore
Franz per le notizie sul Natale, il vice sindaco Loris Michelini. Prima di chiudere, un'informazione di servizio e attenzione a chi transita a Galleriano di Lestizza, poiché si è verificato un incidente con un'autocisterna che sta perdendo un gas particolarmente tossico. Vi daremo maggiori informazioni nelle nostre prossime edizioni e collegamenti in diretta. Monica, qui da Udine è tutto, grazie al vice sindaco, l'assessore Franz, e ti restituisco la linea. Grazie a te Paola, e per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento con A Voi la Linea a domani. Buon pomeriggio.